metropolitana spinge per una politica di sostenibilità ambientale? Sì, è una linea voluta da Marco Bucci e noi cerchiamo di attuare al meglio queste indicazioni che ci ha dato lui per una nuova era del New Green. Abbiamo coinvolto Iveco e Ollier, che sono due società italiane con un pezzo di Francia, per vedere se riusciamo a farci sponsorizzare il discorso delle frecce di Santa Margherita, Portofino e Rapallo, per vedere di ottimizzare il percorso non inquinando, andando verso una linea green. Un obiettivo importante, una promessa mantenuta da parte della nostra amministrazione comunale e naturalmente anche città metropolitana. Una tratta stupenda che collega Rapallo a Portofino, si partirà nel mese di settembre-ottobre con questo progetto sperimentale. Sono stato definito un ecosindaco, è un segnale forte, concreto soprattutto, per un inizio veramente di un sistema di mobilità completamente innovativo, completamente diverso. Il mondo sta cambiando ed è giusto che una città come Rapallo, Santa Margherita e Portofino naturalmente anche dia un segnale importante e soprattutto concreto. È un progetto che ci vede partecipi e credo che testimoni l'unità territoriale per affrontare un tema come quello della viabilità, che è un tema caldo storicamente nel Tigullio, e vogliamo dare un segnale concreto di indirizzo verso l'ecosostenibilità e di sinergia fra i territori per riuscire a risolvere positivamente, affrontare e risolvere positivamente questo tema.